Questa è la storia di una scommessa persa con Barbara Di Palma, Miriana Trevisan e Nicola Canonico. Prego. Miriana Trevisan e Nicola Canonico potrebbero diventare i protagonisti di una nuova love story nata in Honduras durante le intemperie, il freddo e l'uragano che ha investito i naufraghi di Simona Ventura. Senti Nicola, comunque sull'isola siete stati molto molto vicini. Come mai proprio Miriana fra tutte le donne che c'erano? Insomma, innanzitutto già prima dell'isola lì a Molveno c'era stato un rapporto di tanta simpatia, così. Poi sull'isola fa freddo, veramente questo non è un pretesto, e veramente bisognava stare tutti abbracciati. Poi sotto la capanna eravamo io, lei e Paul. Voglio dire, tra Paul e lei mi abbracciamo a Miriana, insomma. Se due pietre si strusciano nasce il fuoco. Se due esseri umani si strusciano, nasce un bambino. Io e te, sempre ormai. Tanti abbracci, coccole ed effusioni che hanno fatto pensare che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Vogliamo sapere che cosa c'è di vero su questo pettegolezzo, che cosa c'è tra voi? Vero, c'è una grande amicizia fatta proprio di cose vere, più di averlo dimostrato. È vero che non ci vediamo dall'ultima puntata dell'isola. Ci sentiamo spessissimo perché siamo curiosi, io sono curiosa di vedere che cosa fa lui per la sua carriera e lui per la mia. Il fascino di Miriana ha sicuramente colpito Nicola. I suoi occhioni profondi e vivaci hanno lasciato un segno nel cuore di questo bel ragazzo avellinese, che però di fronte alla possibilità di un impegno serio non si sbilancia. Ma adesso che Miriana non ci sente, che siamo solo io e te, sì, sfoghiamo. Tu ti fidanzeresti con Miriana? Miriana è la classica donna mediterranea, bella, simpatica, ma lo scopriremo solo vivendo, insomma, è solo che non abbiamo tempo per conoscerci. Miriana, non lo so, vedi, scappa. Ho avuto 2 mesi e mezzo per conoscerci, ma lì era una situazione talmente diversa che secondo me il lato, questo qua diciamo un po' del corteggiamento così, non si riesce a vivere. Miriana ha da poco compiuto 35 anni, Nicola ne ha 4 di meno, ma non sembra essere questo il problema. Hanno bisogno di tempo per conoscersi, di vivere la quotidianità, di frequentarsi in Italia e non in una situazione estrema come quella vissuta durante l'Isola dei Famosi, e forse le feste di Natale daranno loro questa occasione. Ci teniamo aggiornati reciprocamente delle nostre cose. A Natale che fai? A Natale io vado verso Napoli, così tu? E io sto a Napoli. Quindi potreste vedervi durante le feste? Sicuramente mamma e papà Loris sicuramente si vorranno incontrare, solo loro. Mamma mia, here I go again, my. Ho vinto una scommessa con lei. Quale? Diciamola, ho vinto la scommessa perché lei non le paga le scommesse, Il freddo di questi giorni potrebbe dare a Nicola anche la possibilità di riscuotere il premio di una scommessa fatta con Miriana durante le prime settimane dell'isola. Scopriamo di cosa si tratta. Io ho detto che lei avrebbe vinto con Cristiano Malgioglio, ho vinto la mia scommessa, quindi un fine settimana in una baita davanti al fuoco dove io cucino per lei. Wow! Perché non vuole che cucini io, non so perché. Ho fatto un risotto alla pescatora, che non era un risotto, era una pappamolla. Tu dirás che sto loco. Da quasi sconosciuto Nicola è diventato uno dei nuovi belli e famosi del nostro jet set. L'isola gli ha dato una grande popolarità, soprattutto tra le donne. Perché vi piace Nicola? Oddio, perché è bello. Confermo, è un bel ragazzo. Vi fidanzereste con Nicola? Se lui volesse. Le ragazze fanno la fila per questo giovane attore, ma torniamo a Miriana e al suo weekend romantico con Nicola. Nicola ha vinto una scommessa e Miriana deve pagare. Io pago molto volentieri perché so che lui è un bravo cuoco, quindi non vedo l'ora di pagare questa scommessa. Ma lo sai che 3 giorni in una baita, 2 giorni, non ci allarghiamo, lo sai che 2 giorni in una baita da sola con Nicola Canonico potrebbe far nascere qualunque cosa? Il rischio? Il rischio, io ho corso già un rischio andando sull'isola, quindi voglio dire, questo è un rischio così bello che va bene, si può correre, dai. Miriana
Miriana sembra molto presa da Nicola e felice di passare 2 giorni da sola con lui. Io la prenderò per la gola inizialmente, poi lei vediamo come si comporterà di seguito, penso che sarà molto premorosa. Forse pretendo di essere riscaldato io questa volta. Ma camere separate? Questi sono fatti nostri. Vivimi senza paura, che sia una vita, che sia un'ora. In conclusione possiamo dire che Miriana e Nicola si piacciono, hanno solo bisogno di tempo per capire se sono fatti l'uno per l'altra. Per ora c'è una grande amicizia tra Miriana e Nicola, potrebbe nascere un grande amore, chissà, staremo a vedere. Dice Battisti, lo scopriremo solo vivendo, anche noi. Però per concludere questa intervistina io direi diamoci un bacio, datevi un bacio. Un bacio? No, un bacio, un bacetto, dai, un bacetto.